Nasce Siciliani per la Costituente con la benedizione politica del presidente della regione Nello Musumeci, presente alla cerimonia del battesimo, avvenuto a Enna. È un nuovo progetto autonomista, uno degli ispiratori è lui che ha acceso la lampadina e l'ex parlamentare Salvo Fleres. L'Assemblea Costituente si è svolta a Pergusa, l'obiettivo dichiarato, quello della difesa del territorio e delle popolazioni. Il tentativo è di aprire una nuova stagione autonomista che sia però in grado di superare gli errori e i limiti del precedente esperimento che ha avuto il suo apice con la presidenza della regione affidata al leader dell'MPA Raffaele Lombardo. Il nuovo movimento intende cambiare pagina e ha già messo sul tavolo le prossime battaglie politiche, quelle delle accise tutte in Sicilia, la benzina a metà prezzo per i siciliani, mediante la modifica dell'articolo 36 dello Statuto, il riconoscimento della insularità da inserire nella Costituzione con il conseguente abbattimento dei costi per i trasporti di persone e merci. C'è in atto in Italia un tentativo pericoloso di neocentralismo da parte dei partiti tradizionali ai quali si aggiunge anche il Movimento 5 Stelle, a danno delle periferie, a danno degli enti locali, a danno delle regioni. Tutto questo allontana il cittadino dai processi decisionali e rende ancora più profondo il divario fra paese reale e paese legale. La Sicilia ha bisogno non di elemosine, non di compassione, ma di vedere riconosciuto ciò che la Carta Costituzionale le ha assegnato. Ecco perché serve nella nostra isola il rilancio di un nuovo autonomismo che non deve essere concepito in termini di sterile rivendicazionismo o di privilegio. No, deve essere una prerogativa della quale dobbiamo saper fare uso e tesoro per recuperare il tanto terreno perduto e avviare un virtuoso meccanismo di crescita del territorio. Per questo sono venuto qui a Pergusa per salutare questo nuovo movimento che punta alla Costituente, punta a rigenerare lo Statuto siciliano e su questo terreno, pur su posizioni diverse, io non posso che essere d'accordo e al quale guardo con grande fiducia, perché se tutti gli autonomisti siciliani trovassero la ragione, la voglia di stare assieme scartando i motivi della divisione, forse riusciremmo ad avere un grande potere di contrattazione con Roma e persino con l'Unione Europea. Spero che questo obiettivo possa essere presto centrato.